proprio per garantire condizioni più degne. Anche a Palermo si è svolta l'annuale festa del Corpo della Polizia Penitenziaria dopo la pausa dovuta alla pandemia del Covid-19. Il 18 marzo del 1817 veniva promulgato l'atto di nascita del Corpo della Polizia Penitenziaria, un corpo che svolge quotidianamente un compito unico per tipicità, identità e mission. È una grande risorsa per il sistema giustizia che assicura sicurezza e libertà a tutti i cittadini, in particolare in un periodo così gravoso e difficile per tutto il Paese. Questo è il messaggio letto dal capo del rappresentante del DAP Bernardo Petralia da parte dei massimi esponenti della Polizia Penitenziaria, concetto ribadito anche dal comandante della casa di reclusione del Lucciardone Michelangelo Aiello e dalla dottoressa Luisa Malato, direttrice dell'Istituto Pagliarelli di Palermo. Oggi sono particolarmente contento perché abbiamo scelto la mia sede di servizio, abbiamo lavorato insieme alla consorella di Pagliarelli. Siamo una città e un corpo, come dire, condiviso, collaboriamo insieme. È una giornata dedicata ai tanti poliziotti che quotidianamente si impegnano con tanto sacrificio nel servizio. Riusciamo a ottenere tanti risultati brillanti e, come ha detto poc'anzi, come hanno detto le autorità, siamo ovviamente in difficoltà dal punto di vista dell'organico, però abbiamo quelle risorse, quelle intelligenze, quelle capacità che vanno a colmare anche quei vuoti organici. Si è vissuta una fase di isolamento che già caratterizza di per sé le istituzioni penitenziarie, ma ancora peggiore perché chiaramente fuori si era anche in periodo di lockdown, la pandemia era un qualcosa che non si conosceva e a tuttora è difficile fino in fondo sapere quali saranno le prossime mosse, le prossime tappe, però ci si auspica un ritorno a una normalità. Il ringraziamento da parte mia va quindi a tutto il personale, intanto della Polizia Penitenziaria, ma anche comunque a tutte le altre figure professionali, perché se si è evitato che il Covid colpisse in maniera preponderante, avesse delle conseguenze nefaste, come purtroppo in alcuni casi è stato, è proprio per l'opera e la sinergia di tutte le figure professionali. Il nostro è un mestiere, è innegabile, è un mestiere particolarmente difficile e chiaramente indossare l'uniforme, specialmente della Polizia Penitenziaria, la si indossa perché uno deve credere in quello che fa. Lo spirito deve essere sempre quello io personalmente adotto il mio spirito è quello di effettuare l'attività lavorativa come se fosse sempre il primo giorno, mai perdersi in animo, ed essere sempre ottimisti nell'affrontare le situazioni. Chiaramente se si pensa solo all'aspetto economico, è chiaro che poi l'impatto con la realtà carceraria ti porta a riflettere sulla condizione lavorativa. È un lavoro che ti appassiona, con gli anni ti entra dentro e quindi lo fai perché ci credi. Come giusto e doveroso che sia, in presenza di importanti operazioni di servizio come appunto avverrà per i premiati oggi. Un premio comunque lo meriterebbe l'intero corpo, appunto sia per gli sforzi quotidiani sia appunto in particolare per ciò che è successo a partire dal marzo 2020, che ho trovato un Lucciardone molto ben ripristinato rispetto alle condizioni che ricordavo. In generale però ho trovato un personale stanco e demotivato e questo mi dispiace molto e uno dei miei impegni appunto è di far ritornare la motivazione. Noi stiamo cercando, almeno attraverso un proficuo lavoro e confronto con le organizzazioni sindacali regionali, stiamo cercando di ottenere per quanto possibile di avere dei congrui rinforzi, dei congrui incrementi del personale. Quindi ce la metteremo tutta per cercare di vincere questa battaglia e quindi speriamo bene, quantomeno di poter rinforzare gli organici e di consentire al personale di lavorare con più serenità e soprattutto di poter godere dei propri diritti, i sacri diritti di riposo e di congedi. Onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa
E tu, via!